Era detto a tutta la prima fila che si scala di un numero verso l'interno, rimangono Rugiada Axe, Ranger B, Ricky Di Pippo, Rebecca ZS, Regina di Cuore, Rachmaninoff Bigi in prima, in seconda Rupe Tarpea, Roby di Moranda, Rio Bravo Mick, Reltrix, Remo Disgrey, cavalli che partono in questo momento, un po' discosta Rupe Tarpea in seconda fila, si apre di galoppo Regina di Cuori alla chiusura delle ali, la imita Ricky Di Pippo, dal largo Rachmaninoff Bigi, forse un po' disturbata anche dalla rottura di quelle all'interno, che va davanti facilissimo. Il cavallo di Montagna netto leader, 13,6 la prima frazione. Va all'inseguimento Ranger B che si trascina Rugiada Axe e via via il resto del gruppo. Avvisiamo la titolatrice che il numero 1 Rafael Beat non corre. Si va al completamento del primo quarto di gara, frazione in 36. Rachmaninoff al comando, Ranger che prova a presentarsi ma poi desiste. Intanto a tabellone anche Roby di Moranda, i 600 che arrivano adesso in 44,1. Rugiada Axe terza in corda, con di fuori Rio Bravo Mick, poi ancora in pariglia esterna Remo Disgrey. Venuti in avanti dalla seconda fila, gruppetto abbastanza compattato dietro le spalle del leader, è sempre Enrico Montagna a fare l'andatura col suo Rachmaninoff Bigi. Frazione in 31,7, gruppo disposto per pariglio, cerca di ricucire qualcosa Remo Disgrey, ma la scia di Rio Bravo Mick lo ha portato indietro in curva. Intanto sempre Ranger B e Regina di Cuori in vista del chilometro nella scia del battistrada, chilometro in 17 e un pelino. Cerca di ritornare sui primi Remo Disgrey che fa pariglia con Rupe Tarpea a metà addirittura, ma poi la linea di Farolfi si apre di galoppo nel tentativo di risalita ed è invece Rugiada Axe che prova a puntare sui primi. Rachmaninoff in vantaggio, 31,9 di frazione, ritmo che però sta calando. Ranger B non sembra molto reattivo, con di fuori invece Rugiada Axe che cerca di agganciare il primo. Poi gli altri per il discorso vittoria sono in 3 a giocarsela, a meno di clamorosi capitomboli, con Rachmaninoff in vantaggio, Ranger che riargomenta, Rugiada in terza ruota che sprinta nel finale, ma Rachmaninoff Bigi è ancora davanti con Montagna che gli chiede l'ultimo sforzo. Rugiada fa il secondo, Ranger il terzo, al quarto il numero 11 di Reltrix, 31 la chiusa, 2,6 e un pelino il miglio, 1,18, forse 17,9 o 18,1, vediamo quello che arrotonderà il tabellone di centrocampo, la media del vincitore al chilometro, Rachmaninoff Bigi con Enrico Montagna per i colori di Adele Prando, numericamente 7, 2, 3 il probabile ed ufficioso ovviamente fino alla conferma, ordine d'arrivo della terza dal Sant'Artemio di Treviso.